Prima di iniziare la nostra telecronaca vogliamo ricordare il collega Vincenzo Davino che ci ha lasciati una settimana fa a soli 47 anni. Come gli appassionati di calcio a 5 sanno, è venuto a mancare improvvisamente Vincenzo. Un abbraccio ai familiari da parte mia e da parte anche dei colleghi tecnici che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Amici sportivi appassionati di futsal, un ben ritrovati alla Palla Cicogna, la casa della Came Treviso, che gioca per la sua penultima volta in questa stagione davanti al proprio pubblico. 3 gare alla conclusione di questa stagione regolare, in terra trevigiana arriva l'Olimpia Verona, che proprio nel match di andata ha ottenuto un punto contro il quintetto bianco-blu. Gara che sostanzialmente non ha nulla da offrire, anche se matematicamente ci sarebbero ancora qualche possibilità per la formazione di casa, guardando l'attuale classifica, di poter raggiungere i playoff. Un girone di ritorno con troppi passi falsi per la Came, che così sostanzialmente dal punto di vista pratico non sarà una delle protagoniste dei playoff scudetto. La Came ha 36 punti, 10 vittorie, 6 pareggi ed 11 sconfitte, gli ospiti appena 2 punti in 27 giornate. Come vedete dalla grafica, l'arbitro 1 è Fabrizio Andolfo di Ercolano, poi il secondo arbitro è Ugo Ciccarelli di Napoli, il crono è affidato a Daniele Biondo di Varese. E andiamo a vedere quali saranno i protagonisti di questa partita, partendo proprio dall'Olimpia Verona con Fiore, Portinari, Nardi, Claro, Lucanian, Rocha, Bertolotto, George Santos, Giannatasio, Mazzoni e Portuga. L'allenatore è Luca Castagna. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la distinta che ci è stata consegnata nel pre-partita. Per quanto riguarda la Came Treviso abbiamo Pietrangelo, Belsito, Botosso, Turco, Del Gaudio, Sutton, Giappa di Guida, Padiga, Sai, Perazzetta, Azzoni, Ditano e Saccone. Ricordiamo appunto che l'allenatore è Silvio Rocha. Si stanno preparando le due formazioni, con la formazione della Came che attaccherà da destro a sinistra, ma prima di iniziare ci sono le consuete foto di rito. Vediamo disporsi sulla parte destra proprio la formazione qui inquadrata dal basso, la formazione della Came Treviso, ed ora ci sarà la fotografia anche per quanto riguarda la formazione giallo-blu, con il fotografo diciamo ufficiale della Came Treviso, che ha richiamato i giocatori all'interno del parquet proprio per fare questa foto di rito, come di consueto si usa qui al Palla Cicogna. Ricordiamo che gli ultimi 2 turni si disputeranno il 20 aprile e il 27, tutte in contemporanea le gare alle ore 18 per quanto riguarda il penultimo turno, Napoli Came e Olimpia Verona Ciampino per quanto riguarda le squadre che sono protagoniste di questa nostra diretta su futsaltv.it. 30esima giornata in programma il 27 aprile alle ore 21, tutte le partite, Pomezia Verona e Cam Mantova, per salutare tutti i tifosi qui al Palla Cicogna per questa finale di stagione. Sta per prendere avvio il match ed ecco qui il fischio d'inizio. In questi primi secondi il possesso di palla e poi il tentativo di Giappa, pallone che finisce in rimessa laterale con Sutton che va a richiamare già lo schema. Si fa vedere Giappa, viene servito il numero 12, il tiro e la parata da parte di di Alessandro Fior, il numero 2 della squadra ospite, la maglia col numero 2. Intanto Giannatasio, il numero 17, sul cerchio centrale del campo, il pallone recuperato dalla Came. Azzoni
Azzoni porta Zonzo il pallone, poi arriva Turk, fronteggiato da Portuga, ancora Sutton parte il sinistro, pallone respinto all'interno dell'area di rigore dalla squadra ospite, palla recuperata da Giappa, data a Sutton. Turk il sinistro, pallone respinto, dicevamo nel match di andata, 2 punti letteralmente persi da parte della squadra di Treviso, che diciamo ha perso l'occasione, l'opportunità di rimanere agganciata in questa fase finale della stagione, della regular season, per poter lottare, per poter essere tra le 8 protagonisti che cercheranno di conquistare lo scudetto in questa stagione 2023-2024. Palla che finisce sul fondo con Giannatanasio che si era portato in avanti. Azzoni, Turk, ancora Azzoni per Sutton per Giappa, spallare alla porta, cerca di passare il pallone ad Azzoni che a trai non era arrivato vicino al pivot della squadra del Kame, rimessa laterale. Sutton sul punto di battuta, palla molto veloce, difficile da gestire per Turk, che è costretto al retropassaggio per il portiere. Attenzione a questa girata di testa in velocità tentata da Giappa ed il pallone che non è entrato di poco sulla porta della squadra scaligera. Intanto attenzione, si è fatto anche un po' male il giocatore con la maglia numero 89, Portuga. Eccolo qui. Palla che ora transita tra i piedi di Portinari, esce, cerca almeno di uscire dalla propria tre quarti campo la Kame, invece nuovo tentativo di tiro di Portinari, palla che finisce in rimessa laterale a favore della squadra ospite con Jorge Santos, mette il pallone a terra. Ancora Portinari, Portuga, pallone che va all'indietro per il portiere, poi indeciso l'estremo difensore di Verona mette il pallone fuori dal campo. Ripresa in gioco, Azzoni sul cerchio centrale, Turk attende il passaggio, Turk per Sutton, palla che arriva a Giappa, lo stop con il destro, lo scarico per Azzoni, ma il pallone aveva già superato la linea nera prima che questo venisse calciato dal giocatore. Sono passati 2 minuti e mezzo sostanzialmente. Giappa, Turk, attenzione Turk tutto da solo, ha cercato il dribbling finale risolutore, il numero 8 della Kame non c'è riuscito, palla che finisce fuori dal rettangolo di gioco. 0-0, superati da 9 secondi, 2 minuti e mezzo. Sostituzione, Azzoni lascia il campo, al suo posto entra Sacon. Il pallone che viene respinto da Portinari sul tentativo nuovamente della Kame di portarsi in avanti dalla parte destra del proprio fronte d'attacco. Sacon parte il destro, pallone che oltrepassa di poco sopra la traversa. Rivediamo nel replay il tentativo, il pallone che sfiora la porta e ora ancora la Kame ha l'opportunità di rimanere in zona d'attacco. Poco meno di 3 minuti dall'inizio di questa gara, terzultima partita di questa stagione, la respinta con il corpo di Giannatasio. Pallone ancora fuori, Giappa
E brutto questo tiro di Sacon, il numero 89 colpisce di piatto destro la sfera che si alza abbondantemente sopra la traversa Portuga. Pallone che non riesce ad essere controllato da Giannatasio, ed ecco qui Rocha. Palla che finisce nuovamente fuori. Le indicazioni da parte del tecnico della Kame, che vuole protezione dalla parte della difesa con Sacon che tiene appunto Portuga. Ora in possesso di palla proprio il numero 89, il sinistro del giocatore della squadra di Verona. Eccolo qui, l'opportunità anche per la squadra ospite, il sinistro ed il pallone che non esce di moltissimo a lato del palo alla sinistra di Pietrangelo, e quindi andiamo a segnalare anche questo fatto di cronaca, diciamo, a favore della formazione veronese, che ora protesta per questo fallo su William Rocha. Dall'altra parte intanto c'è il tiro di Giappa, ma ci sono le proteste della panchina scaligera nei confronti dell'arbitro qui vicino alla nostra, sotto la nostra postazione, per una spinta nei riguardi del giocatore dell'Olimpia Verona che si era inserito all'interno dell'area della Kame. Nulla di fatto, il risultato che rimane ancora sullo 0-0, passati nel frattempo ora i primi 4 minuti di gioco. In questi 4 minuti di gioco 2 opportunità per Verona. Giappa. Si sentono anche i tamburi dei tifosi di casa che cercano di dare ritmo a questa azione, che ora è su Sutton. Giappa, Sacon, non è arrivato il pallone smarcante, l'ultima palla decisiva verso Botosso, quindi nulla di fatto. Sacon, Sutton, Botosso supera l'avversario, si accentra. Giappa cerca di saltare l'avversario, pallone che è recuperato Giannatasio. Ancora il tentativo del numero 17 che guadagna una rimessa laterale dalla banda di destra, rimessa laterale per la formazione veronese. Pallone intercettato di testa, poi a simil foca porta avanti la sfera Giappa, non ci riesce. Classica azione, vediamo, simpatica, con una serie di colpi di testa a seguire, appunto, il pivot della Kame, Botosso. Pallone che finisce fuori, il capitano la lascia andare. Eccolo qui, Giappa, inquadrato dalla nostra telecamera con la regia di Italo Morao. Pallone recuperato, eccolo qui, Sacon, Sutton, il colpo di testa, l'intervento, l'ultimo tocco, sì, strano che il portiere dica che non l'abbia toccato, insomma ci è parso abbastanza netto il tocco decisivo dell'estremo difensore della formazione giallo-blu. Portuga intanto in panchina. Botosso cerca di trovare spazio sulla parte destra, gli chiude il canale di trasmissione eventualmente Rocha.
palla che è recuperata ancora dai ragazzi in maglia giallo-blu. 14:37 al termine del primo tempo. Botosso, il tentativo immediato, si potrebbe dire dal punto di vista del volley una specie di fast in velocità. Ecco, attenzione, ancora Botosso, e Sacon non trova lo spiraglio buono perché George Santos fa da saracinesca in questa occasione. Poi il pallone sul primo palo, forse un tocco di mano giudicato involontario da parte degli arbitri, e dall'altra parte l'occasione per quanto riguarda Verona in contropiede. Era ripartito George Santos e poi l'ottima parata di Pietrangelo, lo rivediamo nel replay, il mancino del giocatore del Verona che ha costretto a questa parata il portiere della nazionale italiana. E poi un ulteriore tocco, si deve fare il calcio ad angolo dall'altra parte. Vediamo Pietrangelo sul primo palo, di fronte a lui c'è Botosso, George Santos, ancora per Rocha, serie di passaggi, costretto il giocatore del Verona a ripartire dal proprio portiere. Pressing alto a questo punto della Kame che costringe a questo rilancio lungo i giocatori veronesi, e il possesso ritorna ancora a favore della Kame. Sacon avrebbe voluto uno scatto di Botosso, non si intendono i compagni del Gaudio a posto di Giappa che si accomoda in panchina. Colpo di testa di Pietrangelo in uscita ad anticipare Claro. Palla portata fuori da Portinari, se la allunga troppo, e pallone che finisce in rimessa laterale. Botosso, Sacon del Gaudio, lo scarico per Loris di Guida che sbaglia il contatto con il pallone, poi lo gestisce male, lo spedisce fuori. Portinari dietro di Guida cerca di essere servito dai compagni che intanto nel frattempo hanno qualche problema nella distribuzione del pallone. Eccolo qui Portinari, la triangolazione, la chiusura di Botosso, e quindi pallone controllato dal punto di vista della fase difensiva da parte della Kame. Testa bassa di Silvio Rocha che ora parla con i propri giocatori verso la panchina, con Botosso che rimette in gioco il pallone. Palla gestita male, non ritmi altissimi in questa gara che, come vi dicevo, vale quasi nulla, ma insomma ci si aspetta che la Kame contro l'ultima in classifica riesca perlomeno ad ottenere un successo per dare un sorriso in più ai propri supporters in questa stagione che l'ha vista sempre protagonista nelle prime, diciamo, 8 posizioni fino agli inizi del girone di ritorno. Poi pian pianino la squadra di Rocha ha perso posizioni su posizioni, perdendo soprattutto dei match importanti in casa. Intanto c'è l'autorete da parte del numero 8 Nardi, e quindi si sblocca il risultato. Rivediamo l'azione di Sacon sulla banda di sinistra per anticipare Botosso. Il numero 8 Nardi mette in porta, sulla propria porta, il pallone a 13 praticamente al 7° minuto di gioco, e quindi
autorete. Diciamo che la squadra di Veronese ha dato una mano a sbloccare il risultato alla Cam, che sino in quel momento non aveva mai tirato all'interno dello specchio della porta. Alcune azioni importanti, ma sempre con la palla fuori dai pali. Intanto cerca questa nuova iniziativa in avanti la squadra di Rocha, con Turk che lascia per Del Gaudio dalla lunghissima distanza, calcia male il numero 9. Rivediamo in precedenza il tentativo di Del Gaudio fermato dal portiere avversario in uscita per chiudere lo specchio della propria porta. 1-0, quindi il risultato da circa un minuto in vantaggio la formazione di casa, con l'autorete del numero 8 dell'Olimpia Verona, Nardi. Di guida Turk, Sacon, non riesce questa combinazione sull'out di destra, e quindi palla che è ancora per la squadra ospite, ma non riesce a costruire nulla di importante in questa fase di gioco. Olimpia Verona che, dopo essere riuscita anche a mettere in pericolo la porta della Came in 2 o 3 occasioni, ora deve rincorrere il risultato. Ed ecco qui che ci prova nuovamente la squadra veronese con questa azione di Ior Santos, che aveva dato sulla destra a Portuga, ma pallone che finisce fuori. Giappa è rientrato in campo con Del Gaudio, parte il tiro, quindi 2 attaccanti doc per quanto riguarda la squadra di casa. Ecco qui il passaggio di Giappa ed il sinistro che si alza di poco sopra la traversa. C'è stata anche una deviazione e quindi di conseguenza il corner. Vediamo riapparire dietro il tabellone con la scritta Cam Treviso, giocatore proprio che doveva battere l'angolo del Gaudio, di guida. Giappa non arriva alla palla Sacon, con il tentativo ora di Giappa. Sutton ha avuto la possibilità, eccolo qui, prima ha tirato lui di sinistro sulla respinta. Giappa, il numero 12 centrale, in qualche modo la deviazione in angolo da parte del portiere, e ci riprova Giappa al volo questa volta, e palla che finisce a lato. 10:50 al termine del primo tempo. Risultato, come vedete dalla nostra sovraimpressione, che vede la Came avanti per 1-0. Turk, Giappa, palla per nessuno in una zona dove non c'erano né compagni né avversari, e pallone che ora, attenzione a questo retropassaggio verso il portiere, intervento su Giappa che deve essersi fatto male, deve esserci stato un tocco sulla caviglia di Giappa, che aveva capito le intenzioni dei giocatori avversari nel passare il pallone al portiere. Ora c'è Giappa che si è subito ripreso, parte il destro e il tap-in vincente di Azzoni, e quindi al 10° minuto arriva la marcatura
da parte di Azzoni, e quindi 2-0 per Azzoni. Si tratta della settima marcatura personale per quanto riguarda le reti realizzate. È la 77esima della Kame in questa stagione. E al primo posto c'è Giappa con 18, ma intanto vediamo e sentiamo la panchina del Verona attraverso la nostra telecamera. Allora tu devi prendere già. Non devi cambiare. Dario, ascolta. Sì, cazzo. Non cambiate, aspetta un secondo, non cambiate le marcature, ok? Io so, perfetto. Dobbiamo essere più aggressivi, hanno diversi schemi. Quando entra la palla, più aggressivi, non può passare fuori così, non può passare sul secondo palo. Questo chi sta fuori, prima linea fuori, vedi chi viene. Loro fanno questo, blocco continuo da solo. E quindi io lascio andare, però non lascio tanti spazi per lui girare. Avvicino un po' perché se lui cambia, io sto vicino. Se lui va via, va fuori porta. Non possiamo stare lontano. In ripartenza più precisi, facciamo anche un tocco in più, però non possiamo sbagliare il passaggio, ragazzi, su 3 contro 2. Ok? Abbiamo. Restiamo in partita con la testa, ragazzi, forza! E così abbiamo sentito anche appunto le parole della panchina della formazione veronese. Avete visto anche con la fascia del capitano Lucagnan, che ha accompagnato il proprio coach nel descrivere quello che deve essere fatto, soprattutto per quanto riguarda la questione del tenere le marcature assegnate e di pressare il più possibile per cercare di evitare evidentemente passaggi facili ai giocatori della Kame, che ora sono in possesso di palla, ancora con Azzoni. Il tiro del giocatore, dicevo prima appunto di chi fosse il goleador della Kame, ovviamente con 18 reti è Giappa Virà, e con 11 Sacono, con 10 Del Gaudio, e Sutton con 9 Turk, e con 7 ora Azzoni. Quindi è stata aggiornata questa classifica dei marcatori. Per quanto concerne invece Verona, 39 marcature, 7 con Lucagnan e con Jacopo Ugas, 6 Portuga e Jorge Santos. Turca, Giappa supera bene, e poi per un soffio non trova sul secondo palo pronto Sutton a mettere la palla in rete. Eccolo qui il sinistro, e poi ha cercato in qualche modo il numero 10 di inserirsi nella traiettoria per mettere il pallone in rete per l'eventuale 3-0. Siamo sul 2-0, è passata la prima metà di questo primo tempo, primo quarto del match. Con tutta tranquillità portano avanti il pallone i ragazzi della Kame. Sutton si accentra, poi dà ad Azzoni, in mezzo per Giappa. Uno stop a seguire che non riesce al numero 12. Aveva cercato di portarsi avanti il pallone con il sinistro per eventualmente poi calciare di destro. Dall'altra parte qualche problema in fase di impostazione, e quindi non ci sono comunque grossi problemi per la Kame a mantenere costantemente e sostanzialmente il possesso di palla. Questa girata di Turk che si spegne dall'altra parte. Turk che è tornato un po' più avanti nella metà campo per eventualmente iniziare il pressing, che inizia
E infatti pallone subito perso dall'Olimpia Verona. Perazzetta, eccolo qui, spazio anche per lui, il giovane giocatore della Came, che ha questa opportunità evidentemente in questo finale di stagione di avere spazio. Azzoni, il destro vincente di Azzoni a giro, e quindi al 12° minuto di gioco è ancora Azzoni, servizio da parte di Giappa, il destro sul secondo palo, cerca di allargare la gamba il portiere del Verona, ma nulla ha potuto in questa situazione. 3-0 in grande scioltezza, come si usa dire, in questa fase della partita. Portuga, Portinari, pallone recuperato per un istante dalla Came ed ora pallone conquistato dalla stessa Sutton. Sutton cerca di andarsene via, controllato da Portinari che gli mette il pallone fuori, ed eccolo qui che entra Lucayan, il capitano, entra in campo Lucayan, Battista Lucayan. C'è un fallo, attenzione, c'è anche un cartellino giallo, e quindi cartellino giallo, il terzo fallo di questa partita. Il numero 11. E quindi calcio di punizione, vediamo Sutton sul punto di battuta. Parte il destro di Sacon, la risposta di Fiore su questo tentativo dalla distanza del giocatore della Came Treviso a 7,50. Serie di tentativi ancora della Came, pallone che non arriva, può ripartire la formazione del veronese, ma c'è stata l'ottima chiusura difensiva della Came su questa possibilità di ripartenza. Giappa, ottimo questo gioco, ha saltato il difensore avversario in 2 secondi. Perazzetta sbaglia il passaggio, Sutton, Portuga se la prende con l'arbitro, avrebbe voluto un calcio di punizione a proprio favore, e invece dall'altra parte Perazzetta ci riprova un'altra volta con il tentativo del numero 17 della Came. Sacon, spazio per Sacon, almeno sta cercando di trovarlo sulla banda di sinistra, ora arretra la propria agitata Perazzetta, perde il contatto con il pallone, attenzione perché c'è la possibilità del tiro nuovamente da parte e intanto c'è il palo di Del Gaudio, dicevo, del tiro da parte di Ior Santos sul primo palo Pietrangelo, ed ora di rimessa il palo colpito dal numero 9 della squadra, della formazione di casa. Vediamo
ci sarà spazio insomma per qualche altro giovane, immagino in questa partita, anche e soprattutto con questo avversario e questo risultato che vede la squadra di casa in vantaggio per 3-0 quando mancano poco meno di 6 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Lucayan, ottimo gioco di piedi del numero 10, e adesso c'è Saccone che prova a ripartire la chiusura di Yor Santos sul tentativo del giocatore della Cam. Dall'altra parte Perazzetta anticipa il capitano dell'Olimpia Verona, che lo vedete fa il segno di vittoria, evidentemente è uno schema. Eccolo lì il capitano, palla in mezzo, pallone che non è gestito al meglio da Portinari, di guida Del Gaudio, pallone recuperato da Portinari, poi ci mette il piede Del Gaudio, Azzoni prende il posto di Saccone, attimo di attesa per vedere la disposizione dei propri compagni da parte di Lucayan. Eccolo qui ancora in possesso di palla, è molto bravo a tenerlo Lucayan, la classe non è acqua, anche se ormai, attenzione, proprio Lucayan a mettere il pallone in rete, classe 1983, e tra le altre cose compie gli anni il 7 di aprile e quindi si è fatto anche il regalo Lucayan, visto che compie gli anni domani, e quindi 3-1. 3-1 per questa marcatura del giocatore, del capitano della formazione veronese, che ora è tornato in panchina. Sul primo palo l'intervento di Fiore, invece Emanuele Fiore, classe 2002. Turca, il mancino, il rimpallo che favorisce ancora il giocatore della Came, e poi Del Gaudio, palla che ora è calciata male da Turca e messa fuori. Tutto questo quando mancano poco meno di 4 minuti al termine della prima frazione di gioco. Questi primi 20 minuti di partita che si stanno concludendo con la formazione veronese che cerca di accorciare ulteriormente le distanze. Dal 3-0 siamo passati al 3-1 qualche minuto fa. Portinari prova a dare nuova scossa alla fase d'attacco la squadra scaligera. Portinari, il rimpallo sul corpo di Azzoni. Roscia, eccolo qui, sempre a dare indicazioni. Roscia su Roscia. La nostra regia si è voluta divertire con questo doppio Roscia. Intanto palla che finisce fuori. La rimessa in gioco a favore di Verona. Portinari, palla che è chiusa in rimessa laterale da parte di Azzoni. Le indicazioni da parte di Roscia, vedete come si sta spiegando con i propri giocatori che sono in panchina. Rimessa laterale non sfruttata dalla
squadra ospite, però c'è stata anche una deviazione, quindi possesso di palla sempre per i giallo-blu. Giallo-blu che devono ritornare e ripassare dal proprio portiere e che mette fuori il pallone. Le indicazioni anche della panchina di Verona. Azzoni ha provato a tirare direttamente in porta. Azzoni per Giappa, poi il tentativo di Azzoni debole, senza alcun problema, fatta proprio la sfera dal portiere ospite. Scippato questo pallone, ora tra i piedi di Giappa, di guida. Palla recuperata da Verona che cerca di ripartire con Portinari. Sempre pronto Portinari a provare a rilanciare l'azione d'attacco della propria squadra, ma sistematicamente, spesso e volentieri, viene bloccato. Di guida per Sacon per Turk, ancora palla che finisce fuori, passaggio di ritorno non buono dei giocatori della Kame Treviso. Gianantasio, questa volta palla calciata da Portuga, passaggio di Gianantasio per il numero 89 che non ci ha pensato su due volte per calciare verso la porta avversaria, esattamente a 120 secondi dal termine, prima di andare al riposo negli spogliatoi a bere qualcosa di fresco, visto che ormai abbiamo cambiato stagione. D'inverno c'è il classico tè caldo, in questa stagione c'è il tè freddo. Intanto attenzione, la rete ottima dalla distanza da parte di Portuga, completamente assente la fase difensiva della Kame, che lascia estrema libertà al numero 89 di calciare in porta in maniera vincente. Pietrangelo si è visto il pallone dietro le proprie spalle insaccarsi, e quindi 3-2, 5 reti in questo primo tempo. Verona ci crede, ha voglia di raccogliere almeno qualche altro punto prima della conclusione di questa stagione, nella quale fino ad ora ha raccolto appena 2 punti, uno dei quali nella partita di andata proprio contro la Kame. Non sarà contento il tecnico della formazione di casa, Sutton. Giappa, troppe le reti subite in questa stagione dalla Kame, e questo poi alla fine si fa anche oggettivamente sentire nella classifica. Un attimo di tregua prima di rimettere in gioco il pallone, ci pensa Sutton per Botosso, il tiro, il solito schema sul tentativo vicino dalla parte del primo palo, ed ora intercettato anche questa nuova opportunità da parte della Kame. Botosso, Giappa, pallone di ritorno che non arriva, sbagliata questa girata all'interno destro da parte di Giappa. Nel frattempo Jorge Santos va a sedersi in panchina. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco con il risultato di 3-2, siamo passati dal 3-0 al 3-2. Giappa, tanto Sutton parla con l'arbitro,
probabilmente non aveva ancora dato l'ok per la ripresa del gioco. Eccola qui, Sutton, Saccone, parte il destro e per un soffio non arriva il tap-in del giocatore della Came. L'avete visto, Giappa, Botosso, eccolo qui, Botosso per Giappa, Saccone, Botosso, Sutton, suolata e poi sinistro che va a finire fuori non di molto. C'è stato la deviazione, no, l'arbitro dice di no. Poi Saccone, che succede? C'è un cartellino giallo, vediamo l'arbitro che parla con la panchina. Se l'è presa con un giocatore della panchina dei Verona l'arbitro, e quindi ora si riprenderà il gioco dall'altra parte proprio per la deviazione di Saccone a 25 secondi dal termine del primo tempo. Portuga parte il tiro, trova i piedi di Saccone. Ultimi secondi di questo primo tempo con la squadra ospite che cerca addirittura di portare a termine in maniera positiva, riportando il risultato in equilibrio, ma erano passati 4 secondi del conteggio da parte dell'arbitro e quindi questa volta la rimessa in gioco è a favore della formazione di casa, che se vuole avrebbe l'ultima possibilità di tirare verso la porta avversaria. Vediamo se ci riesce, mancano pochi secondi. Eccolo qui Sutton, la chiusura ancora della formazione veronese a 3:06. Un tiro veloce ci può anche stare, parte il tiro infatti da parte di Saccone e ormai eccola qui il finale del primo tempo, che si conclude con il risultato di 3-2, con il crono che non si era neanche accorto che la partita era finita nel primo tempo. C'è l'arbitro che ha dovuto urlargli addosso per dirgli guarda che ha battuto, e quindi vabbè, un po' soporifera, diciamo così, la partita anche per chi la deve governare dal punto di vista del tempo. 3-2 abbiamo detto, e ci sentiamo ad inizio ripresa, vedremo quello che succederà nei prossimi 20 minuti. A tra poco.
Nuovamente collegati qui con il Palla Cicogna. Al termine del primo tempo la formazione di casa è in avvantaggio per 3-2. Vediamo se la nostra regia ha pronte gli highlight. Iniziamo con la prima marcatura da parte della Kame, che arriva con questa autorete da parte del numero 8 Nardi, poi il raddoppio con Azzoni che si trova pronto al centro dell'area di rigore avversaria per mettere il pallone in rete sul servizio del proprio compagno, e successivamente stesso il numero 20 a realizzare il 3-0. Poi arrivano le marcature di Lucayan con questa bella rete da parte del capitano della formazione veronese e il 3-2 di Portuga per la conclusione di questo primo tempo, con le due formazioni che sono già ritornate sul parquet per dare inizio alla ripresa. Ancora qualche istante, evidentemente c'è da controllare qualche cosa. C'è da sistemare il discorso della postazione dedicata a chi deve asciugare il campo e un po' di umidità in questa prima giornata davvero di sole primaverile qui al Palla Cicogna, a Ponzano Veneto per la precisione, località che dista qualche chilometro a nord di capoluogo di Treviso. C'è la rimessa e poi il tiro provato da Portuga, autore, ricordiamo, della seconda marcatura per quanto riguarda la formazione ospite. Roscia, Portuga, eccolo qui, il lungo rilancio, lo stop di petto da parte di Turk, il lungo rilancio ora Giannatasio, palla recuperata ancora da José Santos. Roscia, su di lui c'è Turk, lo scarico all'indietro, si ritorna nella metà campo veronese. Roscia, e c'è questo secondo tocco da parte del portiere e quindi ci sarà questo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Almeno questa è la decisione. L'arbitro è contestato un po' dai giocatori della formazione veronese, che si stanno chiedendo come mai. Intanto c'è ancora un po' di discussione tra la panchina e chi è seduto nel tavolo del crono. Comunque sia, la decisione è stata presa. Intanto si è conclusa a discutere e eccolo qui la rete da parte di Turk per il 4 ed è stato espulso intanto un componente della panchina della formazione veronese e quindi 4-2 da parte di Turk. Se l'è presa molto la squadra veronese per questa decisione di assegnare questo calcio di punizione per questo tocco in più non da parte del portiere del Verona, con una discussione che è continuata abbastanza e poi evidentemente l'esito con la rete di Turk ha acceso ancora di più gli animi della squadra scaligera, con
l'espulsione di un componente appunto della panchina giallo-blu. Botosso, Sacon, Botosso, pallone che finisce fuori. Rimane in zona d'attacco la squadra della Kame. E poi c'è il rinvio di Portuga, che ha fatto uscire il pallone dalla propria area di rigore su questa iniziativa di attacco da parte della Kame, che può continuare. Giappa, e poi calcia malissimo Sacon. Sacon ha tirato spesso in questo campionato, però poche volte è riuscito a trovare in maniera pericolosa lo specchio della porta avversaria. L'abbiamo visto quante volte ci ha provato anche in questa partita. C'è stata una deviazione, secondo l'arbitro. Anche il portiere della Kame non è convinto di questa decisione. Comunque si riprende dall'altra parte. Portuga si gira il sinistro, palla che si spegne sul fondo. Questo tentativo da parte del numero 89, inquadrato precedentemente di spalle dalla nostra regia. Sutton, l'anticipo, attenzione, però capisce tutto. Sutton sul precedente sbaglio era stato George Santos a recuperare il pallone, però poi il numero 10 ha difeso bene la situazione. Forse un colpo di Botosso su Portuga. Si riprende il gioco con Sutton, specie di pallombella. Intanto abbiamo in campo con il numero 22 Mazzoni, classe 2001, nato il 14 di luglio di quell'anno. Giovane portiere, si dà spazio in queste occasioni ai giocatori per fare un po' di esperienza. Ora Giappa, Sutton, Giappa, palla che rimbalza e poi colpita malissimo dallo stesso giocatore con la maglia numero 12. Sono passati 3 minuti e 3 secondi, l'anticipo di Sacon, Sutton, Giappa, palla di ritorno che finisce tra i piedi comunque di Botosso, poi la finta, Pietrangelo, il destro, spalle alla porta, cade a terra Giappa sull'intervento di Mazzoni, e poi Giappa se ne torna in panchina, anche se l'arbitro lo va a rincorrere. Un dialogo a distanza tra l'arbitro e Giappa. Nel frattempo il gioco prosegue con interrotta la sua iniziativa. Del Gaudio mette all'indietro il pallone verso Botosso, che non riesce a raggiungerlo, e palla che finisce in rimessa laterale. Sinceramente non stiamo vedendo grandi situazioni tecniche divertenti in questa partita. Sembra veramente una partita di fine stagione amichevole. Due squadre che non hanno nulla, poco meno, da chiedere in questa gara. E intanto ci riprova nuovamente Portuga la chiusura
del portiere della Came, inquadrato qui a osservare vicino all'azione sul proprio primo palo, ora con le gambe divaricate per trovare il giusto assetto. Palla che viene messa in mezzo in velocità da parte di Claro, ed eccolo qui il replay con l'intervento con il piede della gamba destra da parte del portiere della Nazionale. E intanto rimessa in gioco, vediamo palla Azzoni, pallone che viene respinto sull'iniziativa di scarico all'indietro da parte di Del Gaudio. E palla che finisce fuori, ancora Azzoni protagonista di questo match, autore di una doppietta. Portuga, Portinari, serie di passaggi con la Came che cerca di pressare, e infatti eccolo qui Sutton che ruba il pallone e poi sbaglia completamente il tiro, vicinissima alla quinta marcatura alla formazione di casa, ed è proprio Sutton che lascia il posto a Di Guida. Eccolo qui il numero 8, autore dell'autorete con la quale si è sbloccato il risultato, che era fermo ancora sullo 0-0. 3-2 alla fine del primo tempo, è arrivata la quarta marcatura ad inizio ripresa su azione di calcio di punizione contestata da parte della squadra ospite. Azzoni cerca di saltare il pressing del proprio compagno, cioè diciamo più che del compagno, diciamo, d'azione, che lo stava tenendo lontano, ovvero l'avversario che lo stava pressando. Palla per ancora Verona che sbaglia. 14:26 al termine del match, 4 reti a 2. Botosso, numero 7, con di guida Del Gaudio. Un tocco con la mano. Secondo fallo da parte della Came contro il 0. Botosso, Del Gaudio spara di sinistro, la respinta del portiere. Poi pallone, attenzione, in contropiede c'è l'opportunità della segnatura e sbaglia clamorosamente in contropiede. Nardi, su quella porta non gli è proprio simpatica la numero 8, perché praticamente nel primo tempo ha segnato l'autorete. Quando ha avuto l'occasione di andare a rete a favore della propria squadra non c'è riuscito. Sul passaggio di Claro, eccolo qui, diciamo che non sarà una partita da ricordare per il numero 8, molto alto. Intanto con la respinta di Pietrangelo vediamo poi quella successiva di Del Gaudio, che viene tamponato da Azzoni a 13:21 dal termine della gara. Ritorna in panchina Botosso, gli applausi dei compagni di squadra, e occasione calciata alta dal capitano Luca Ian.
Di Guida, Del Gaudio, lo scarico all'indietro, Di Guida ha cercato di lanciare Del Gaudio, Di Guida non c'è riuscito, poi il numero 14 intercetta il pallone, lo spedisce in rimessa laterale. George Santos se ne va via sulla sinistra, pallone messo in mezzo che finisce in angolo, corner per la squadra giallo-blu dal settore di sinistra. Lucayan pronto a battere in rete, ottima questa azione, la combinazione con Portuga, e si rivede ancora la classe di un giocatore con la maglia numero 10. 4-3. Partita che si riapre nuovamente a -1 la formazione veronese. Turk, Sacon, Turk, Giappa, Turk, Giappa prova a mettere in mezzo il pallone, arriva Sacon, non si coordina, e poi questo diagonale di Guida che fa la barba al palo alla destra del portiere con la maglia numero 22, ovvero Alessandro Mazzoni. Portuga, ecco ancora Portuga, l'esterno destro, non arriva subito il tap-in di George Santos, che era vicino nei pressi della porta della Came. Se avesse avuto maggiore prontezza il giocatore della formazione di Verona avrebbe avuto anche la possibilità di battere la rete, non c'è riuscito. Calcio alto di Portuga, e comunque un Verona che non ci sta a perdere questa partita, ha voglia di portare a casa ancora qualche punto da questa stagione. 11:48 alla fine della partita, risultato di 4-3. Turk, autore della prima rete in questa ripresa. Di Guida, Turk sbaglia il passaggio, poi Sacon decide di spazzare via. Possesso di palla da parte di Verona. Portuga, attenzione, bella questa transizione con Portuga che ha la possibilità di mettere in mezzo, e poi Lucayan che serve sul palo alla propria destra. Nuovamente George Santos, lo rivediamo, il giocatore però con il piede sinistro non riesce ad agganciare bene la palla e che si spegne sul fondo. Ottima questa occasione, molto vicina a Verona a riportare il risultato in equilibrio, cosa che non accade da quando la situazione era ancora sullo 0-0. Poi sempre davanti la formazione della Came che si era portata anche sul 3-0, poi il primo tempo si era concluso sul 3-2, ora siamo sul 4-3, un gol per parte in questa ripresa. Sono passati, siamo all'interno del 10° minuto di gioco.
con il corpo. Lucayan chiude lo specchio della propria porta, si riprende il gioco con la possibilità da parte della Cam di portarsi nuovamente pericolosamente verso la porta avversaria, ma non ci riesce. Ancora ottima chiusura difensiva da parte del quintetto scaligero, che ora rimane ancora in fase difensiva su questo tentativo di attacco da parte di Sacon. Palla recuperata, Giappa, Sacon in mezzo a 4 avversari, perde il pallone e lo riconsegna ai giallo-blu. 10:14 al termine del match. Giorgio Santos subisce il fallo, una trattenuta davanti proprio all'arbitro da parte di Sacon. Lucayan, Portuga, ancora Lucayan, il passaggio che ha visto protagonista anche Giannatasio, e poi qualche problema Sacon, Sutton, Giappa, spalla alla porta, controlla il pallone, poi ora vediamo Sacon con Sutton, il sinistro, l'ennesimo tiro provato dal giocatore della Came quando ormai siamo entrati nell'ultimo quarto di partita. Ultimo quarto di partita con la gestione della palla ottima questa volta di Nardi, poi finisce fuori. Nardi, autore dell'autogol dell'1-0, e poi nella ripresa si è mangiato letteralmente il gol. In scivolata Lucayan, ora è Perazzetta, parte il sinistro di Perazzetta e la chiusura della difesa scaligera. Gli applausi avete sentito quando si è messo in moto il numero 17 della Came, ed è per poco Sacon non riesce a marcare anche lui in questo match. È sbucato il pallone, ma era prontissimo il portiere avversario. Perazzetta ci riprova, la chiusura della difesa di Verona. Perazzetta, palla che finisce fuori. In zona d'attacco nuovamente ancora Perazzetta con Sacon. Perazzetta si allontana. 3-1 i falli, 3 per quanto riguarda la Came, 1 per quanto riguarda Verona. Vediamo quale sarà lo schema. Sacon per Giappa, Lucayan lo ferma in contropiede, ci riprova Verona e palla che viene, attenzione, che rimane è rimasta praticamente tra la trave che sorregge il palazzetto e le altre, e quindi sarà, vedete, non so se la regia poi ce la inquadrerà, praticamente è rimasta appesa lì. Non è facile perché capiti una cosa di questa. Eccola qui, vedete, grazie alla nostra regia, ai tecnici. Intanto c'è il cartellino giallo.
Intanto Portinari si becca il cartellino giallo. Altro cartellino giallo, questa volta, se non erro, per Jorge Santos. Continuano le discussioni tra l'arbitro e la panchina di Verona, evidentemente non c'è molto feeling tra l'arbitro e la panchina veronese. Pallone che ora è a disposizione di Perazzetta, Sacon, Sutton, Sacon, Perazzetta, vediamo Giappa, prova il passaggio largo sulla sinistra per Sutton, intercettato, ma comunque rimane ancora la possibilità di questa azione d'attacco da parte della Came. In mezzo non arriva il pallone per Giappa. Perazzetta dall'altra parte, dove sono posizionati sia Saccona che Sutton, e quest'ultimo che riceve il pallone. Poi questa sortita, pallone in mezzo, non era pronto vicino alla linea di porta Giappa, ma intanto c'è stata anche una deviazione a favore della Came, che riprende il gioco. La chiusura, pallone che finisce addosso a qualcuno del pubblico, ma comunque nessuna preoccupazione, e sono passati anche i secondi per questa rimessa in gioco. Siamo sul risultato di 4-3, mancano 7 minuti e 42, partita ancora aperta, fase nella quale la Came sta facendo la gara. Intanto c'è un fallo, si tratta del terzo fallo anche per gli ospiti, e di conseguenza da quel punto di vista siamo in parità, 3 da una parte, 3 dall'altra, ma è il punteggio che vede la squadra di casa in vantaggio per 4-3. Cerca di riportarsi in avanti Sutton, vuole riportare a +2 il proprio vantaggio per non ricorrere a problemi, anche perché presumo che nelle fasi conclusive di questa gara ci potrebbe essere anche l'utilizzo del portiere di movimento. Palla che finisce fuori, Mazzoni se la prende con l'arbitro, secondo lui la sfera non aveva oltrepassato del tutto la linea nera. Comunque sia, angolo per Azzetta, l'ultima deviazione di un giocatore in maglia giallo-blu, e si rimane sostanzialmente nella stessa zona. Palla che ritorna a Sutton, Saccon, parte il tiro e l'intervento ottimo da parte del portiere del Verona, che non permette alla palla di entrare. E attenzione Saccona, e questa volta attenzione che però c'è un fallo, non è valido questa marcatura. L'arbitro ha fischiato, vediamo, eccolo qui, è stato buttato a terra il giocatore da Giappa e quindi è stato fischiato il fallo, e si tratta anche del quarto fallo per la Came. Deve fare anche attenzione sotto questo punto di vista la squadra di casa, quando mancano 6 minuti e 55 secondi. Botosso, attenzione perché c'è questo pallonetto che non riesce a
Giorgio Santos, eccolo qui, numero 16, ha avuto una ghiottissima occasione il numero 16 per portare in parità il risultato e non c'è riuscito. Tantissime le occasioni avute da Verona ma non sfruttate, altrimenti il risultato poteva essere sicuramente diverso in questo finale di partita. Del Gaudio, la palla ora giostrata da Sutton. Del Gaudio ancora, vediamo Sutton, Portuga gli ruba il pallone e palla che finisce fuori a 5:44 dal termine della partita. Lucayan, di guida assieme a Del Gaudio in pressing. L'ultimo tocco è stato del numero 14, Lucayan. La chiusura di Giappa, spara fuori il pallone di piatto destro il portiere della Came a 5:33. Lucayan, pallone alzato, la chiusura di Giappa. Del Gaudio, ora di guida contro Jorge Santos. Jorge Santos ora rimetterà nuovamente in gioco questo pallone per Claro. Ora Lucayan, attenzione alla classe di Lucayan quando arriva da quelle parti. La squadra della Came o qualsiasi altra squadra deve fare molta attenzione. Eccolo qui, il tocco del numero 10 che si gira, cerca di superare anche Giappa che gli ruba il pallone. Del Gaudio si allarga, capisce tutto. La formazione veronese che con Portuga cerca di portare in avanti. Attenzione, c'è il quinto fallo. C'è il quinto fallo da parte della Came a 4:40. A 4:40 dalla fine della partita arriva il quinto fallo della formazione di Treviso. Conta i passi, la distanza dal punto di battuta alla barriera. Due uomini in barriera, vediamo se sarà Jorge Santos, Lucayan, Portuga. Una situazione con una combinazione a 3 che non riesce. Rilancio Azzoni per la palla che viene toccata di tacco interno di guida. Gli applausi per questo tentativo del giocatore della Came con il portiere che era andato in uscita, lo ha anticipato. Intanto qui c'è il fallo netto di Lucayan su Sacon e si tratta del quarto fallo anche per la squadra della formazione giallo-blu. 5 quelli della Came, deve fare molta attenzione per un'eventuale possibilità da parte di Verona sfruttare un tiro libero e quindi di rendersi veramente pericolosa in questo finale di partita. Intanto parlano Lucayan con Pietrangelo, alza un po' i toni inutilmente. Sacon
Botosso supera molto bene l'avversario, poi attenzione, Sacon non deve commettere fallo. George Santos per Lucayan, l'anticipo di Pietrangelo. Deve fare molta attenzione alla squadra della Came nel momento in cui la squadra avversaria parte in contropiede, perché sa che non può commettere fallo. Fasi un po' complicate di questa parte finale del match per la Came Treviso. Del Gaudio mette in mezzo, non riesce a trovare l'ulteriore gol per portarsi eventualmente sul +2. Non so onestamente se Verona deciderà di mettere il portiere di movimento. Mancano 3 minuti e 48. Botosso arrabbiato con se stesso probabilmente, per quello che è successo. Vediamo intanto una serie di sostituzioni. Attenzione, perché qui ci potrebbe essere il gol del pareggio, vediamo se arriva. E intanto sulla linea di porta Sacon, mentre ci sono le proteste anche da parte della formazione veronese per un presunto fallo su Claro. Ci sono le proteste della panchina veronese, eccolo qui in possesso Claro, è vicinissima. Abbiamo visto subito che questa azione sarebbe stata molto pericolosa, e per fortuna della Came che c'era un giocatore sulla linea della porta, perché l'avevamo vista veramente quasi fatta per il gol del pareggio della formazione veronese, che ora si trova in attacco. Ed eccolo qui il portiere di movimento Giannatasio con la maglia bianca che si sposta sulla destra, questa piramide classica con George Santos che è il vertice basso, l'ultimo uomo che gestisce questo pallone, e parte il tiro pericolosissimo da parte di George Santos in questo finale di partita. Palla che arriva per Giappa e non viene toccata da parte del numero 12 secondo l'arbitro. Rivediamo un attimo, c'è stato il lancio con la mano di Pietrangelo e secondo il pivot qui inquadrato della Came dovrebbe aver toccato con il petto. Noi assolutamente non possiamo offrirvi altro che queste immagini, dall'altra parte non abbiamo la possibilità del controcampo, però comunque sia c'è stata questa azione con il portiere di movimento. Ovviamente Verona aveva la propria porta sguarnita, e il rilancio subito immediato di Pietrangelo con le mani per Giappa secondo il pivot. Ecco, vediamo con addirittura il replay in slow motion, vediamo, con la testa qui forse, chi lo sa. Comunque sia, l'arbitro era posizionato dall'altra parte, ci dobbiamo ovviamente fidare all'arbitro. 2:30 con il portiere di movimento che questa volta è Claro. Vertice basso è Lucayan in questo istante. Tanto c'è, vediamo, deve esserci la porta che evidentemente non è posizionata in maniera opportuna, quindi l'arbitro ha richiesto questo intervento da parte di Lucayan e ora si riprenderà il gioco a 2:29.
E vediamo che se Verona riuscirà a pareggiare i conti. Intanto palla che finisce lontano dalla porta. Sacon, Sutton, Lucayan, l'anticipo di Sutton che fa carambolare il pallone sui piedi del numero 6 Portinari. Azzoni porta avanti la palla, è ancora Portinari che mette il pallone in rimessa laterale. E non riesce a raggiungere il pallone Giappa a 1,57 dal termine della partita. Pallone rilanciato, Sacon di testa, finisce sul fondo dall'altra parte, la palla messa in moto da Mazzoni. Lucayan, colpo di testa di Sacon ad anticipare Portuga. Eccolo qui, numero 89, ed eccolo qui nuovamente il portiere di movimento. George Santos, questa volta è lui a fare il vertice basso, largo sulla sinistra c'è Portuga. Lucayan, attenzione perché la palla, attenzione, finisce per Portuga. George Santos, Portuga, nessuno dei giocatori del Verona prova a calciare verso la porta e ci prova ora Portuga sul primo palo, la chiusura da parte di Pietrangelo, inquadrato qui il tecnico veronese. George Santos, Lucayan, mancano esattamente ora 60 secondi. De Oliveira, Barreto, Fabiano, detto Portuga, classe 1989, il 7 di marzo, da poco ha compiuto gli anni. Eccola qui la serie infinita di passaggi, parte il tiro di petto, la chiusura. Pietrangelo con le mani per Giappa, l'anticipo di George Santos su Giappa, ritorna in porta Mazzoni al posto del portiere di movimento Claro. Chiaramente proverà il mantenimento del possesso di palla la Came, però Lucayan interviene subito, forse via questa palla, via dalla possibilità di poter essere utilizzata dai giocatori del Verona, perché era andata fuori Sacon. Vediamo se trova il pallonetto e c'è stato l'intervento da parte di Mazzoni che ha evitato la marcatura della squadra di casa. 24 secondi. Anche su questa partita ci sono state grosse sofferenze per la Came in questa partita casalinga, cosa che è successa praticamente in tutta questa seconda parte del campionato. Altro pallone che rimane appeso, oggi è la giornata dei palloni appesi, e sì che Natale è passato da un bel pezzo. 23 secondi al termine del match. Pallone all'indietro, rilancio, tanto per far passare un po' di tempo praticamente a questa azione da parte della Came.
18 secondi alla fine, esattamente 18:01. Ora vediamo che la palla arriva a Luca Jan, si riprende con Giorgio Santos, l'intervento, sì, questo è stato ovviamente un fallo da parte di Giorgio Santos. C'è il quinto fallo anche per Verona a 10 secondi dal termine. Di Guida, rilancio ancora che non riesce per l'intervento di Portuga. Comunque un buon Verona che ha messo in difficoltà la formazione di casa. Intanto l'intervento di Luca Jan che se la ride con Giappa, praticamente è stata l'ultima azione, perché eccola qui, la rivediamo. Si tratta proprio di istanti di conclusione di questo derby veneto tra Came Treviso e Olimpia Verona, con la vittoria della squadra di casa. Intanto si parlano i due coach, le strette di mano. Adesso attendiamo le consuete interviste post partita e poi potremo ritenere chiusa anche questa nostra diretta qui dal Pala Cicogna. Applausi. Intanto vediamo un bastone che esce, non sappiamo da dove, che sarà utilizzato evidentemente per portare a terra il pallone. Ecco le strette di mano. E ricordiamo che appunto le ultime due partite per quanto riguarda le due squadre, Napoli, Came, Olimpia Verona, Ciampino, per il 20 di aprile alle ore 18 tutte le partite, il 27 di aprile alle ore 21, lo ricordiamo, alle ore 21 Pomezia Verona e Came e Mantova. Tra poco avremo le interviste con Giappa che continuava a parlare con l'arbitro per vedere se effettivamente c'era stata o no la deviazione. Vediamo se siamo pronti con il tecnico della formazione dell'Olimpia Verona. Ecco qui, sentiamo cosa c'ha da dire appunto l'allenatore. Dovremmo essere pronti, ancora qualche istante e ci siamo. Intanto c'è qualche problema, praticamente sul microfono. Vediamo se arriva l'audio. E qualche attimo di suspense tecnico. Ed ora riprendiamo a sentire il commento. Mister Castagna, qui chiediamo un commento sulla gara. Sì, è stata una partita difficile come ci aspettavamo. La nostra stagione è già segnata, però abbiamo deciso di onorare il campionato fino alla fine. I ragazzi stanno dando il massimo, penso che si veda in campo e cerchiamo di lavorare con un occhio alla programmazione della prossima stagione e continuiamo fino alla fine così. La squadra ha espresso delle ottime individualità, soprattutto dal punto di vista dei giovani.
sono elementi su cui contate per il futuro, immagino. Assolutamente sì, sono la base da cui, per quello che mi riguarda, bisogna ripartire l'anno prossimo, giovani, italiani, bravi, con voglia, bisogna ripartire da lì con 2, 3, 4 giocatori di esperienza che li possano crescere nella maniera giusta. Penso sia la situazione ideale per ripartire. Grazie mister e buona serata. Perfetto, allora abbiamo sentito l'allenatore della formazione veronese, ora dovrà essere il turno di Silvio Roscia. Sentiamo le parole appunto del tecnico della Came Treviso. Siamo con mister Roccia, qui chiediamo un commento sulla gara. Gara complicata perché iniziamo in un momento della stagione dove tu non puoi sbagliare, dove i punti valgono tantissimo, no? Se vogliamo ancora essere vivi con possibilità di playoff, dovevamo vincere, no? Il primo e unico obiettivo oggi era vincere, no? È vero che di prestazioni possiamo parlare di tante situazioni di gioco positiva e anche negativa, però quello che pensava che era una partita comoda perché gioca contro l'ultimo in classifica, visto che basta vedere loro che le ultime partite di loro hanno fatto veramente prestazioni contro grandissime squadre, contro squadre che sono in alto in classifica, hanno fatto prestazioni molto importanti, molto buone. Hanno giocatori di qualità, la classifica non rispecchia quello che sono loro secondo me. Però è vero che il campionato mette ognuno in suo posto alla fine e noi dobbiamo, per professionalità, per la società, per tutti gli sponsor, per la gente che viene qua ogni sabato, dobbiamo provare fino alla fine di centrare questo posto di playoff. È vero che ogni volta manca meno, ogni volta è più difficile, però mentre siamo vivi posso assicurare che noi cercheremo fino alla fine per rispetto a tutte queste persone che ho detto prima. Grazie mister e buona serata. A voi. Bene, abbiamo sentito appunto le opinioni di entrambi gli allenatori dell'Olimpia Verona e della Came Treviso, risultato di 4-3 finale per la formazione di casa. È veramente tutto. Io vi ringrazio per averci seguito in questa diretta su futsaltv.it e vi auguro una buona serata e un arrivederci praticamente per l'ultima giornata qui in casa della Came a Ponzano Veneto per Came Mantova il 27 di aprile alle ore 21. Buona serata.